Nuova puntata di Canzoni d'autore che come ogni settimana ospita miei amici, colleghi, artisti, musicisti, arrangiatori, ma oggi ho una grande musicista, una grande autrice, una grande cantautrice che ho il piacere di presentarvi. Sentite in sottofondo le sue note, tra l'altro suona il piano in una maniera meravigliosa, e lei è Mariella Nava. Benvenuta Mariella a Ciao, Canzoni d'autore. Bentrovati Ciao. tutti. Bentrovati tutti. Ti posso fare un baciamano perché io a una signora della musica, guarda, mi va di salutarti così. Senti, è un onore per me. Senti Mariella, noi abbiamo poco tempo perché la tua storia è talmente ampia, vasta, che bisognerebbe avere 2 o 3 puntate per dirla tutta, però io voglio fare un riassunto partendo dal tuo primo pianoforte. Mi hai raccontato che tu ti avvicini alla musica, però il primo pianoforte era per tua sorella e non per te. Sì. Quindi questa c'è una cosa particolare. Non era previsto per me, no, era previsto per mia sorella, però poi lei non si è appassionata, diciamo, molto. Sì? Cioè, le piace moltissimo la musica, però allo studio del proprio classico, come richiedeva lo strumento, Sì. no. E quindi a quel punto Mariella sono appassionata Nava, io al posto suo. piccolina, si avvicina ai tasti del pianoforte, comincia a suonare, comincia a studiare, ma un bel giorno si accorge che oltre a suonare il pianoforte ha questa grande dote di scrivere queste meravigliose canzoni, no? Sì, diciamo che mi completava anche il fatto di ultimare, cioè quando la giornata si completava con il tramonto, io mi dovevo completare con gli esercizi miei, inventati da me proprio, cioè le scale, gli arpeggi, le sonatine, però anche qualcosa che mi veniva, che sgorgava dalla mia fantasia, insomma, dal mio mondo. E così nascono le tue prime canzoni. Sì. La prima cassettina che hai spedito, perché a quel tempo credo che c'era questa, a Gianni Morandi. E non credevo c'era che fosse lui quando c'erano le cassettine, mi ricordo che spedivamo. Era il 1985, esatto. E mi ricordo che avevo scritto una lettera mettendo il numero di telefono di casa, perché non c'erano i cellulari all'epoca, e non credetti quando lui mi telefonò e disse: ma sei tu quella che mi ha spedito una cassetta? Pensai fosse uno scherzo, perché c'erano alcuni amici a cui avevo raccontato di aver spedito la cassetta, quindi ho detto, questo sicuramente è un mio amico che mi sta tirando una burla. E invece, anche perché era bravissimo a imitare, e invece era proprio lui. Rimasi un attimo così basita, sei tu veramente o no dall'altra parte? E lui dice: pronto, sono Gianni, ma sono Gianni veramente, pronto. E questa canzone, sei Mariella, questi figli, no? Sì. Si chiamava Questi figli, una canzone si intitolava Questi figli, una splendida canzone. E poi invece continui a scrivere tantissime canzoni fino a che arriva Come mi vuoi, che ti canta un grande artista come Edoardo De Crescenzo. La richiesta mi arrivò sempre per telefono da Mara Maionchi, che si occupava all'epoca, si occupava proprio di lui, della sua direzione artistica. Doveva mandare, dopo che aveva già partecipato con Ancora, una bellissima canzone, doveva tornare al festival, e quindi disse: Mariella, scrivi una canzone Edoardo De Crescenzo, alla sua maniera. Io ci provo, mamma mia, che compito che ho, che mi hai assegnato. E poi invece ti è riuscita una canzone bellissima, al punto che dopo Edoardo De Crescenzo Mina l'ascolta, l'ascolta dalla sua voce, se ne innamora, la ricanta, la rimette in un suo album, e quindi è 2 volte un successo questa assolutamente canzone. Sì, perché quando Mina tocca diventa tutto oro, no? Con la sua... E quando tu tocchi il pianoforte, me la ricordi, e dopo De Crescenzo e e ce Mina, la ricordi e ce la fai difficile, sentire. Come mi vuoi, posso fare tutto, inventare un trucco. Come mi vuoi,
Se ti spendo un fiore poi mi chiami amore, come mi vuoi, distratta un po' incosciente, banale ma divertente, violenta, dimmi se va bene, se non si rallenta, come mi vuoi, strana, disonesta e anche un po' maldestra, come mi vuoi, compro le tue idee, ma dammi quel che resta, come mi vuoi, serena, intelligente, magari un po' insolente, mi arrendo, ma ancora non ti prendo. Lo trovo, vedrai, se ci provo, deve esserci un modo per giungere a te, al tuo meccanismo, al tuo interruttore, corrente alternata, ma sento che c'è. Io cerco, mi informo e poi mi trasformo, ma aspetta che torno, non sono più me. Amore ghiacciato, è un po' complicato, avrai la tua formula e dimmi quale. Che brava Mariella, che canzone stupenda, brividi veramente. Grazie. E poi vengono diversi festival di Sanremo nel 91, però quello ce lo teniamo un attimino per dopo, lo lasciamo lì perché quello è il pezzo forte, no? C'è sempre un cavallo di battaglia in ognuno di noi che insomma cavalchiamo la scena. Ma tu c'hai un esercito di cavalli da battaglia, perché sono tutte belle. Grazie a tutti i grandi che mi hanno cantata. E grazie a te che scrivi queste meravigliose canzoni. Allora, 91, poi festival, torni al festival. Voglio parlare del 99 perché c'è un evento storico. Vince il festival Anna Oxa con Senza Pietà, e c'è un suo ritorno, si presenta con un nuovo look, eccetera eccetera, quindi vince, ma Mariella Nava vince il premio come migliore musica. Aiutami a ricordare, ma mi ricordo molto bene, come giuria demoscopica. Qui ti aggiungi anche il premio della giuria demoscopica, quindi la vincitrice effettiva, terza classificata, terza classificata del festival, ma la vincitrice effettiva sei tu, perché ti è stato riconosciuto un insieme di premi. Insomma, con un anno bello, era il primo anno di presentazione da parte di Fabio Fazio. Ecco, presentava Fabio Fazio, era il 1999, è vero. E la canzone era Così è la Così vita. è la vita, difficile mettere in 4 minuti tutto quello che accade nella vita. Lo so, è così è la vita. Così è la vita che ci sospende, con i suoi segni inconfondibili, il suo cuore palpitante e il nostro sangue che si rapprende. Così è la vita che ci riguarda, con i suoi giorni imprevedibili, un dolore che non ritarda, una spia luminosa si accende. Così è la vita generosa, come un altare agli occhi di una sposa, con i suoi vivi binari di scambio e noi i suoi pezzi di ricambio. Così è la vita che ci riprende dalle speranze che disattende, tentazioni, Ave Maria, e un cielo che si stende.
Così è la vita, amore mio, e tu che mi cammini accanto, raccoglila, trasforma in un sorriso questo pianto. Così è la vita, amore mio, tu fammi grande questo tempo, sollevami, tu dammi forza, tu dammi cemento. Così è la vita e ci sbatto la testa, e noi a ballarla come una festa, noi vestiti per l'occasione. È una canzone, la 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 la. Questo è da standing ovation, perché questo è un brano che a me piace tantissimo. Grazie. E questo è uno dei casi in cui al Festival di Sanremo accadono delle cose strane, no? Quando il pubblico, quando sente la classifica, si alza in piedi e non è contento magari a volte delle succede posizioni. spesso. Perché questo pezzo meritava veramente. Al Festival di Sanremo vittoria. succede spesso, ma Succede spesso. il miracolo della musica è che poi c'ha un potere magico di arrivare lo stesso, oltre le classifiche, oltre le decisioni, Sì, è vero. oltre le cose non ponderate, Sì, diciamo, no? Ma io non lo so, gli amici a casa sicuramente come me, questi qui, in tutto lo studio, io ho brividi ogni volta che ti sento suonare e ti sento cantare, perché hai una splendida voce, i testi sono di una bellezza incredibile e le melodie anche. Ti ringrazio. E per chi come me scrive canzoni, insomma, dirti certo, con tutto il cuore questa cosa è la pura sacrosanta verità. Io dico che non ho fatto niente, però è un dono, no? Quello dello scrivere, quello di poter tradurre in parole, in emozioni, ci viene dato, ci viene fornito, e poi noi dobbiamo solo accettarlo di buon grado e lavorarci sopra. Ecco, quindi il mio impegno è quello di lavorare e di usare la musica anche per portare una buona dose di bellezza, ecco, a chi mi sta di fronte, chi mi canta anche, come ho detto prima, chi vuole ascoltare questo tipo di proposta. Certo. Quello che dicevi tu è un problema di oggi per la musica, soprattutto nel nostro paese, cioè non si ascolta più, non si va a cercare, non ci sono più i sistemi per accertare cosa piace veramente al pubblico, se non il live. Cioè le radio impongono in qualche modo una sola musica, perché propongono quello che riguarda un po' il loro gusto per altri business che possiamo sapere noi dell'ambiente. La TV ha altre esigenze, che sono quelle, insomma, di Auditel, quindi il personaggio, visibilità sulla visibilità, insomma, no? Per il richiamo. E quindi la proposta è univoca e il pubblico non sa più cosa. È un po' come quando andiamo a votare, ma non sappiamo più, non ci ascolta più nessuno. Non ci ascolta più nessuno. È un problema grave. In tutti e lo sai che cosa succede, Mariella? Che non ascoltandoci più nessuno ci ritroviamo con le spalle al muro. Esatto. Che è così, lei mi ha dato un gancio per annunciare il prossimo brano, che è un altro capolavoro che hai scritto. È un capolavoro grazie a chi l'ha cantato e l'ha portato Renato al successo, Zero. perché insomma la voce di Renato Zero penso che sia stata basilare su questo quadro, e a lui che dobbiamo fare l'applauso, perché lui è riuscito a far entrare tutti noi esattamente in questa storia di anzianità. Ma la cosa bella, te la voglio raccontare in breve, che quando ho scritto questa canzone, lui mi aveva chiesto di scrivergli una canzone, io non sapevo di cosa scrivergli, perché insomma uno che aveva già cantato tante belle canzoni è difficile da servire, no? Certo. E tieni conto che era il 91, quindi muovevo i miei primi passi ancora, non ero certa di tutto il mestiere. E lui mi disse: pensaci che secondo me trovi qualcosa di buono per me. E quindi io osservai, insomma, una frase che diceva che l'unico sistema sicuro per vivere a lungo è invecchiare. E quindi ho detto: allora perché ne abbiamo così tanta paura? Perché se ci va bene invecchiamo.
E però abbiamo paura della vecchiaia, ci dobbiamo un po' cambiare la fisionomia, abbiamo paura delle rughe dei capelli bianchi, abbiamo paura dell'appesantimento, forse un po' anche delle pensioni che non arrivano. Però insomma dissi, no, questa età va riscattata in qualche modo, con orgoglio. Sì. E nello scriverla a un certo punto arrivai al famoso inciso, ritornello vecchio, diranno che sei vecchio. E a un certo punto ho detto, ma non è che poi Renato mi dice, Anima, che hai mai scritto? Ne ebbi un po' paura da sola e la stavo quasi buttando via, questo foglio, sì, questa prima parte di poesia. Però a un certo punto vedi che la vita ti dà delle indicazioni, degli indirizzi. Io ho visto che in quel momento mi hanno citofonato e ho detto chi è? Ha un po' interrotto questo suono del citofono, ha interrotto la mia ispirazione, però sono andata a vedere chi fosse e non ho sentito nessuno. Ma dopo poco, sotto alla porta, sotto al portoncino di casa mia, hanno infilato un dépliant di una casa di riposo. E io l'ho preso come un segno positivo. Sì, sì. Ho ripreso quel foglio che avevo lasciato a metà e ho continuato questa canzone. E poi... E lì è la musica è andato che ti ha parlato. Eccola. Spalle al muro, quando gli anni son fucili contro qualche piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita, scendi piano dai ricordi in giù, lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida e tu lo sai che c'è, ma sei vecchio, ti chiameranno vecchio e tutta la tua rabbia viene su. Vecchio sì, con quello che hai da dire, ma vale 4 lire, dovresti già morire, tempo non ce n'è più, non te ne danno più, no, no. E ogni male fa più male, tu risparmia il fiato, prendi presto tutto quel che puoi e faranno in modo che il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco. Vecchio, oh no, oh no, no, vecchio, mentre ti scoppia il cuore, non devi far rumore, anche se hai tanto amore da dare a chi vuoi tu, ma sei vecchio, ti insulteranno vecchio, la tua smania che sai tu. Vecchio sì, sei tagliato fuori
tu e le tue convinzioni, le nuove sono migliori, le tue non vanno più, ragioni non hai più, oh no no no. Vecchio sì, col tanto che faresti, adesso che potresti, non c'è di perché esisti. Perché respiri tu. Guarda un po'. Ed è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti di essere stata qui con noi a Canzoni d'autore, a Mille Voci. Ringrazio te Stefano, ringrazio tutti, ringrazio il pubblico, ringrazio voi, ringrazio per avermi dato un pianoforte, un microfono, un momento, grazie. Ringrazio anch'io, posso? E ringrazio anche Gianni Turco che si sente da lassù, eccolo, e l'appuntamento io spero che sia per il prossimo anno. Sì, tra un po' c'è grazie. C'è un'anteprima e poi anche un album in lavorazione nuovo. C'è quest'album in lavorazione di brani nuovi che sicuramente saranno sempre splendidi. Io spero di ascoltarli presto. Grazie. Anche qui a Canzoni d'autore. Grazie. E con questo ti riposso fare il baciamano no, t'abbraccio proprio e ti bacio, guarda. Mariella Nava a Canzoni d'autore. Ciao a tutti, alla prossima puntata. Grazie Mariella. Grazie.